Diciamo che siamo partiti con un modulo nuovo stasera, abbiamo provato a giocare con i due dietro, 2-4-1 e abbiamo trovato i primi 10 minuti, un quarto d'ora parecchie difficoltà. E, purtroppo non ci si può inventare quando non hai tempo per poter provare la squadra. Ci abbiamo provato, non è andata bene, abbiamo rischiato un pochettino, siamo passati in vantaggio. Alla fine del primo tempo siamo tornati 3-3-1. 3-3-1 naturalmente è un modulo più semplice e secondo me ci si addice molto per le caratteristiche che abbiamo e quindi siamo venuti fuori alla grande. Diciamo che il collettivo è la squadra, poi i singoli naturalmente esistono per fare la differenza. Il presidente Villani ci ha messo a disposizione tanti giocatori, abbiamo una struttura fantastica, la struttura della squadra è molto solida, un gruppo molto unito, quindi chi entra dà sempre il massimo, anche per 3 minuti dà il massimo. Quindi il nostro collettivo sicuramente fa invidia a tanti, perché comunque siamo riusciti a mettere insieme una squadra molto molto forte. La differenza con gli altri al momento è il collettivo, perché gli altri hanno sicuramente delle squadre con dei fuoriclasse. Noi invece con qualche fuoriclasse in meno, ma alla fine molto più decisivi degli altri.